Il lockdown non ha rallentato il fenomeno della violenza di genere in provincia di Belluno. Il dato statistico rilevato dall'associazione Belluno Donna ha registrato un lieve calo nelle richieste d'aiuto, ma il numero di donne che nei 3 mesi di chiusura totale sono state costrette in casa con i maltrattanti è comunque importante. 42 donne nuove, cioè che mai si erano rivolte a un centro antiviolenza, hanno chiesto aiuto. 52 quelle seguite dalle operatrici nel percorso di uscita dalla violenza. 286 i colloqui telefonici effettuati. Le storie parlano di maltrattamenti, stalking, violenza sessuale e minacce, per il contrasto delle quali sono annunciate a breve nuove linee guida del questore di Belluno per il ritiro cautelare delle armi a tutela di chi è vittima di soprusi. Se le richieste di aiuto sono diminuite nei primi mesi di lockdown, dalla riapertura la curva statistica ha ripreso il suo preoccupante trend. In provincia di Belluno 3 nuove donne a settimana si rivolgono agli sportelli che Belluno Donna ha attivato a Feltre, Belluno, Sedico e Ponte nelle Alpi. Il nostro è un centro anomalo perché il territorio è molto vasto, dice Anna Cubattoli, presidente di Belluno Donna. Indubbiamente problematica è la situazione per chi risiede nell'Alto Agordino, così come in Cadore e in Comelico. Ed è di pochi giorni fa la pubblicazione del report Conto su di me sulla violenza economica che Belluno Donna ha realizzato con la collaborazione di Iside e Centro Veneto Progetti Donna e che è frutto delle attività avviate negli anni finalizzate a garantire un'autonomia economica alle donne vittime di violenza.